Ciao a tutti. Che il tempo in questi ultimi giorni sia strambo, mi pare che ne siamo accorti un po' tutti. Siamo passati da un weekend di stampo invernale, come non era mai stato tutto l'inverno, a un inizio di settimana che par primavera, oggi 13-14 gradi in giro, nonostante la mattina fossimo sotto zero su gran parte della pianura. Per farvi capire in che situazioni siamo e dove si può dare andare nei prossimi giorni, ho pensato di tirare fuori al zoo. Per i nuovi amici della pagina che non sa cosa è lo zoo, vabbè, le ho solamente un modo semiserio di raccontarvi come cambia il tempo sulla nostra provincia. I protagonisti dello zoo, cerco di metterveli qua nello schermo, adesso se riesco a fare il video perché mi sono un po' un trego con queste robe qua, se riesco a sovrapporvi l'immagine ve la riuscirei a vedere qua i protagonisti dello zoo, però diciamo che in questi ultimi giorni qui che si dà battaglia, fra virgolette, è i mussi, come vedi qua in alto, ossia le perturbazioni atlantiche, la balena, che è l'alta pressione delle Azzorre, e il camel, che è la famigerata alta pressione di origine africana. La situazione di oggi, cosa vedela? Ma ne siamo accorti che fa caldo anche perché, come potete vedere, il nord Italia è sotto praticamente le grinfie di un misto tra balena e camel, quindi cieli per lo più sereni e ne accorgiamo perché la mattina appunto fa bello freddo, soprattutto in pianura dove si va sotto zero. In montagna invece fa piuttosto caldo, infatti alla mattina potremo notare il fenomeno dell'inversione termica, ossia fa più freddo a Verona che non fa in cima al Baldo. E il sud Italia invece è ancora preda di quel musso ormai morto, fra virgolette, quel che ne ha portato la neve e il brutto tempo nel weekend scorso, che ormai si sta allontanando sempre di più e quindi l'influenza sempre meno il tempo sulla nostra penisola. E sta coppia di asini, anche se l'asino è qualcun altro, la sta portando effettivamente delle temperature fuori dal normale per il periodo, cioè 13-14 gradi in pianura ai primi di febbraio è un po' massa. Però che questo muso qui sulle le isole britanniche che Podaria che sta tentando di scalfire praticamente questo sperone caldo che è in sti giorni sul nord Italia in particolare. E chi riuscirà? Ma par de sì, dico par perché il Podaria riuscirghe tra domenica e luni, però se guardiamo sta cartina qua, se guardiamo sta cartina qua appunto, che appunto è riferita a domenica, cosa vediamo? Allora, vediamo che innanzitutto la coppia, il duo famelico Balena e Camel, i sa spacché. La balena la sa spostare verso le Azzorre, verso una zona più consona per ella, e il Camel, diciamo, l'ha fatto un po' dietro front e sa spostare verso la Tunisia e inglobando dentro parte delle nostre isole maggiori. E il musso invece che avete visto lontano oggi, per domenica pare che si avvicina al nord Italia. Quando si avvicina alle perturbazioni da quella parte lì è sempre perturbazioni un po' miti, l'abbiamo visto con l'ultima che a un certo punto è finita la neve su a 1800 metri. Anche in questo caso qua che sarà probabilmente delle precipitazioni che però saranno nevose non a quote basse, anzi probabilmente sulle prealpi si parla del 1000-1300 metri, che comunque piuttosto dei 1800 della settimana passata, che va benissimo, solo domenica de sera se vi ricordi, anzi solo sabato de sera se vi ricordi la neve la sa sbassare dopo una quota decente, prima che era sta il disastro dello scirocco. Stavolta la perturbazione, la saccatura essendo meno profonda, avrà meno richiamo dal sud, quindi meno caldo e quindi in teoria la quota neve dovrà resistere. Quando è che piove? Ma teoricamente tra domenica pomeriggio e lunedì mattina, ancora presto per dare delle tempistiche esatte, però diciamo che grosso modo attorno a quel lasso di tempo lì, ora più, ora meno.
Sabato invece no, sabato sarà comunque una bella giornata, venerdì anche, che sarà magari qualche nuvola del passaggio, ma comunque non avremo nessun tipo di disturbo. Domenica invece la potrebbe essere già un po' più movimentata, appunto con la neve che torna in montagna e un po' di pioggia in pianura. Sicuramente non tanta pioggia né tanta neve come quella che avevamo visto la settimana passata. Sì, magari farà un po' di acqua, ma no 80-90 mm come abbiamo visto, assolutamente no. Anzi, la perturbazione è velocissima e probabilmente già lunedì pomeriggio, se non addirittura lunedì mattina, si vedrà un netto cambio del tempo. Dopo di questo sa può succedere, dopo di questo buttei è veramente un terno all'otto. Un terno all'otto perché? Un terno all'otto perché la situazione è abbastanza complicata. Qua avevo messo una cartina de Fantameteo perché parliamo fra una settimana, quindi sicuramente le robe le cambierà, non è dubbio. Spero che le cambia a meglio rispetto a quello che si vede adesso, però. Quindi se le cose le va come mostri i modelli adesso, qua vediamo il muso che ne porterà un po' di pioggia appunto tra domenica e lunedì, ormai allontanarsi. Un altro muso gigantesco, quel che si chiama il canadese, il terribile canadese, perché in base a cosa fa sto chi, dopo da noi altri pattemmo le pene dell'inferno. Se il canadese appunto sarà molto ingombrante come sembra, da noi altri siamo destinati a ciapparne la prima bella scammellata dell'anno. Se invece il canadese si comporta bene e fa manco il muso del solito, ma potremmo portarla fuori. Però, ripeto appunto, qua si tratta di fantameteo e le neanche me pensare, anche perché appunto mi viene nervoso, non so voi altri. Beh, sicuramente che sarà i caldofili chi è là che fa arriva bel tempo. Però diciamo che sarebbe un po' prematura un'alta pressione così forte a metà febbraio. Vabbè, vedremo. Nel frattempo, visto che mi ha mandato come mai non metà i cavei, ho deciso che metterò i cavei quando fioccherà a Cavrin, quindi probabilmente nel giro di qualche mese diventerò caparezza e poi magari mi terrò l'anno prossimo forse. Oh, chi lo sa, vedremo. Ciao, ciao, ciao. Magari me l'hai fatta arme muoia prima che la si stufa di vedermi con sta zasera. Ciao.